Accoglierci senza discriminazioni, senza pensare che da soli avremo più prosperità e sicurezza. Così il Papa alla Santa Messa ad Aglone in Lettonia. Domani ultima tappa del viaggio in Estonia. La comunità di San Giovanni Battista Chiavari ha abbracciato 2 sacerdoti nel segno della fraternità. Sogna una chiesa che possa accogliere tutti, le parole del nuovo parroco Don Paolo. Visita di Mattarella al Salone Nautico di Genova. Il capo dello Stato ha incontrato alcuni sfollati del Ponte Morandi. I bimbi delle scuole gli hanno donato una poesia e una maglietta con il logo Genova nel cuore. Attenzione per Genova e tempi rapidi per la firma del decreto per la ricostruzione. Lo hanno chiesto le istituzioni, ma anche i genovesi incontrati al Salone al Presidente della Repubblica. Bocce tutt'altro che uno sport datato. Una decina di giovani si sta allenando con la bocciofila cavese. Tra agosto e settembre a Cavi si è svolto un torneo con squadre formate da professionisti e ragazzini. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Si è conclusa con la celebrazione eucaristica al Santuario della Madre di Dio la giornata di Papa Francesco in Lettonia. L'invito del Santo Padre ai fedeli radunati nei pressi del Santuario Mariano è stato all'accoglienza senza discriminazioni. Poi il rientro in elicottero a Vilnius. La sintesi della giornata odierna nel servizio che segue. Nella prima tappa del viaggio in Lettonia, Papa Francesco ha chiesto alle autorità e alla società civile di puntare più in alto, oltre agli interessi particolari, per trasformare in solidarietà la comprensione. E questa, intesa nel suo significato più profondo di sfida, diventa un modo di fare la storia, in un ambito dove i conflitti, le tensioni e anche quelli che si sarebbero potuti considerare opposti in passato possono raggiungere un'unità multiforme che genera nuova vita. Il secondo momento nella cattedrale evangelica luterana di Riga, dove durante l'incontro ecumenico Francesco ha pregato affinché attraverso la testimonianza dei fratelli che vivono l'esilio e persino il martirio a causa della fede si possa scoprire che il Signore chiama a vivere il Vangelo con gioia, gratitudine e radicalità. La nostra fede non è destinata a stare nascosta, ma ad essere fatta conoscere e risuonare in diversi ambiti della società. Uno dei momenti centrali della tappa odierna di Papa Francesco in Lettonia è stata la messa nell'area del Santuario della Madre di Dio di Anglona. Proprio a Maria è dedicata tutta l'omelia del Papa. Maria si mostra come donna aperta al perdono, che rinuncia a recriminare. Da qui l'invito del Pontefice affinché tutti ci si senta impegnati ad accogliere senza discriminazione e ha aggiunto che tutti in Lettonia sappiano che siamo disposti a privilegiare i più poveri, a rialzare quanti sono caduti e ad accogliere gli altri così come arrivano e si presentano davanti a noi. Andiamo incontro alla nostra gente per consolarla e accompagnarla. Non abbiamo paura di sperimentare la forza della tenerezza e di coinvolgerci e complicarci la vita per gli altri. Ora facciamo un passo indietro alla giornata di ieri. Tra i diversi momenti vissuti dal Pontefice, quello di maggior impatto, anche emotivo, è stato l'omaggio alle vittime dell'occupazione del ghetto. Ascoltiamo i vari interventi di Papa Francesco. Le vittime dell'occupazione e i ghetti sono il filo conduttore di tutti gli incontri della domenica di Papa Francesco in Lituania. Li ricorda nella messa celebrata al Parco Santa Cos dinanzi a 100.000 fedeli, invitandoli a guarire la memoria della nostra storia per coinvolgersi nella costruzione del presente. Di questo si tratta, di essere una Chiesa in uscita, di non aver paura di uscire, ma sapendo che quell'uscire comporterà anche in certi casi un fermare il passo, mettere da parte le ansie e le urgenze per saper guardare negli occhi, ascoltare e accompagnare
chi è rimasto sul bordo della strada. La Lituania 75 anni fa assisteva alla distruzione del ghetto di Vilnius, con cui culminava l'annientamento di migliaia di ebrei, ricordati dal Papa all'Angelus, recitato subito dopo la messa. Nella cattedrale dei Santissimi Pietro e Paolo a Kaunas, dopo l'omaggio alla Vergine, Francesco, nel suo discorso con molte aggiunte a braccio, chiede ai presenti di non dimenticare il passato, di custodire il bene fatto da molti, di cui spesso non si sa più nulla. Poi esorta a non essere persone tristi, ma innamorate di Dio, essere evangelizzatori di una chiesa in uscita. Servizio sacerdotale e vita consacrata non da funzionari, ma di padri e madri di misericordia. E se voi fate così, da vecchi, avreste un sorriso bellissimo e degli occhi brillanti. Il momento centrale del viaggio apostolico del Pontefice nel pomeriggio, con l'omaggio al monumento delle vittime del ghetto, il Museo delle Occupazioni e la lotta per la libertà. Il tuo grido, Signore, non cessa di risuonare, riecheggia tra queste mura che ricordano le sofferenze vissute di tanti figli di questo popolo. Domani ci sarà l'ultima tappa del viaggio nei paesi baltici. Alle 8:50 il Pontefice atterrerà a Tallinn in Estonia. Dopo il saluto alle autorità, l'incontro ecumenico con i giovani nella chiesa luterana di San Carlo. Nel pomeriggio alle 14:15 l'incontro con gli assistiti delle opere di carità nella chiesa cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, la Santa Messa in Piazza della Libertà e alle 17:30 la cerimonia di congedo prima del rientro a Roma. Facciamo ora un passo indietro a sabato scorso, quando la nostra comunità, la comunità della parrocchia di San Giovanni Battista in Chiavari, ha accolto il nuovo parroco, Don Paolo Bacigalupo. Don Paolo, già all'interno della realtà parrocchiale dal novembre scorso, ha preso il testimone da Don Enrico Bacigalupo, che per 28 anni è stato pastore della comunità chiavarese. Vediamo il servizio che abbiamo preparato. Nel segno della fraternità, la comunità di San Giovanni Battista a Chiavari ha salutato il sacerdote che per 28 anni ne è stato alla guida e ha accolto il nuovo parroco già inserito nella realtà parrocchiale dal novembre scorso. È quanto ha sottolineato il vescovo nel ringraziare Don Enrico per l'operato di questi anni ed accogliere Don Paolo all'inizio di un nuovo cammino. Non è soltanto un segno di continuità, ma è piuttosto un segno di fraternità. La consapevolezza che il presbiterato è unico. Don Enrico Bacigalupo lascia la guida della parrocchia, ma prosegue il cammino di questi anni accanto ai poveri come direttore della Caritas diocesana. Guardando poi le persone, si vedono persone che uno ha preso nel momento delle elementari, quindi la preparazione della prima comunione e della cresima, e poi si ritrova da sposare, si ritrova da battezzare i figli, cioè c'è una grande continuità. Al di là di quello che poi sono le scelte di ciascuno, c'è un filo rosso profondo di un bene che attraversa tutte le realtà della vita. A Don Paolo il vescovo ha affidato l'attuazione delle linee pastorali annunciate alla diocesi nella grande assemblea del giugno scorso, con un impegno preciso. Il vostro pastore, lo sapete, ha come primo impegno quello dell'annuncio del Vangelo, in modo che ci sentiamo convocati dalla parola di Dio e ci troviamo uniti intorno all'altare dell'Eucaristia. Sono profondamente grato per tante ragioni. Intanto perché mi sono sentito veramente accolto e accompagnato con pazienza. Ricordiamo che io venivo da appunto un'esperienza di quasi 6 anni da Cuba e, come dico a volte scherzando, passare dalle distese di campi di canna da zucchero al Carugio dritto, il salto è un po' forte, ecco. E se c'era una cosa che ho chiesto alla comunità è quella di darmi il tempo, ecco, di rientrare, ecco, in questo contesto. E questo è il sogno che a volte, come dire, non a volte, che mi piacerebbe costruire insieme. Una Chiesa capace di offrire spazio, tempo, ascolto a chi si sente stanco del viaggio.
Don Daniele Beronio è stato nominato parroco di San Bartolomeo a Borzonasca e San Lorenzo a Levaggi. Il sacerdote approderà in Valle Sturla dopo 20 anni al servizio pastorale in Val Fontanabuona. Ancora non si conosce la data dell'ingresso, nel frattempo è stato dato l'annuncio nella comunità parrocchiali. Don Daniele Beronio, nato a Chiavari il 27 ottobre del 1971, è stato ordinato sacerdote il 31 maggio del 1998. Negli ultimi 3 anni ha guidato la comunità di Certenoli, di Calvari, di Aveggio e Romaggi. In precedenza era stato per 6 anni parroco a Ferrada di Moconesi, Moconesi Alta, Cornia e Barbagelata e prima ancora viceparroco a Cicagna per 11 anni, di cui 9 condivisi anche con la comunità di Orero. È stata la prima volta nella storia del Salone Nautico Internazionale che un Presidente della Repubblica ha visitato gli spazi espositivi allestiti alla Fiera del Mare di Genova. Questa mattina Sergio Mattarella, arrivato nel capoluogo ligure, ad accogliere al Capo dello Stato i bambini e i ragazzi di 3 scuole, l'Ariosto di Certosa, la Cantore di San Pier d'Arena, la scuola di Campomorone. Tanti istituti frequentati da sfollati che a causa del crollo del Ponte Morandi hanno avuto un avvio di anno scolastico particolarmente difficile. È passato, ci ha stretto la mano e noi abbiamo detto buongiorno. Emozionate? Sì. Sono stati loro, gli alunni della scuola elementare Ariosto dell'Istituto Comprensivo di Certosa, i primi ad accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua visita al Salone Nautico di Genova. Per la prima volta un Capo dello Stato ha calcato le banchine e visitato gli stand della grande kermesse allestita alla Fiera del Mare. Mattarella è arrivato a Genova a poche settimane di distanza dalla sua visita nella zona interessata dal crollo del ponte e ha voluto salutare di persona coloro i quali stanno subendo i disagi più gravi da quel 14 agosto, gli sfollati e i bambini e i ragazzi delle scuole, che sono stati salutati uno ad uno dal Presidente, che ha ricevuto dalle loro mani alcuni regali, una maglietta Genova nel cuore, alcuni disegni e una poesia. Gli abbiamo dato una maglietta con le nostre firme sul ponte, appunto sulla tragedia appena avvenuta. Li avete incontrati, gli avete stretto la mano, gli avete parlato al Presidente? Sì, gli abbiamo parlato, ci ha augurato un buon anno scolastico e ci ha ringraziato per la maglia che gli abbiamo regalato con le nostre firme. Erano emozionati i bimbi? I bambini sì, poi abbiamo fatto anche un discreto viaggetto perché ci abbiamo messo parecchio per arrivare qui al Salone Nautico. Com'è la situazione adesso anche per quanto riguarda la scuola? Per quanto riguarda noi come scuola direi che funziona, abbiamo garantito l'avvio dell'anno scolastico con regolarità. Abbiamo le navette che prendono i bambini, il servizio taxi, quindi direi che sono molto contente anche le famiglie di questo servizio. Per ora procediamo con poi tutte le aggiustature del caso. Una visita lampo quella di Mattarella, arrivato poco dopo le 11 a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza e ripartito intorno a mezzogiorno, non prima di essere stato accompagnato a visitare gli stand del 58° Salone Nautico, in particolare quelli delle forze dell'ordine. Un passaggio che non ha mancato di suscitare la curiosità dei molti visitatori che anche nella giornata di oggi hanno affollato il salone. La visita è stato un chiaro segno di attenzione per la città che sta cercando di ripartire dopo il crollo del Ponte Morandi che lo scorso 14 agosto ha causato 43 vittime. È uno dei temi che è stato al centro della visita del Presidente della Repubblica al Salone Nautico di Genova è stato il decreto per la ricostruzione di Genova. Le istituzioni, ma non solo, hanno chiesto a Mattarella di avere una particolare attenzione per il capoluogo ligure. Vediamo. Abbiamo fatto un quadro generale al Presidente, quindi tutte cose che mi auguro saranno ben recepite dal decreto. È un documento invocato da giorni dalle istituzioni liguri, ma di cui al momento non si conosce ancora la forma definitiva. La pubblicazione del decreto del governo sulla demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi di Genova viene atteso con ansia da Regione e Comune, tanto che questa mattina non poteva non essere argomento di confronto con il Capo dello Stato, colui il quale dovrà firmarlo una volta pubblicato. A Mattarella, Toti e Bucci hanno provato ad illustrarne i contenuti a bordo della motovedetta che ha portato al Salone Nautico il Presidente della Repubblica sbarcato all'aeroporto Cristoforo Colombo. Ma il pressing sul Capo dello Stato non si è limitato a questo. Tutti i genovesi che durante il percorso nel Salone hanno detto chiaro e tondo: Presidente, dacci una mano, Presidente, abbiamo fiducia in te. Abbiamo fiducia in lui perché si riesca a risolvere i problemi che oggi sono sul tavolo per arrivare presto
e per arrivare con alta qualità a un grande ponte e a una grande città. Oggi intanto sono continuati in procura a Genova gli interrogatori degli indagati per il crollo. Questa mattina è stata la volta di Stefano Marigliani e Riccardo Rigacci, rispettivamente direttore del primo tronco di autostrade e il suo predecessore. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e continua il lavoro dei vigili del fuoco per l'installazione dei sensori che dovranno monitorare la staticità di quel che resta del Morandi per permettere agli sfollati di ritornare nelle case per recuperare i propri effetti personali. Il commissariato all'emergenza di protezione civile che sta lavorando costantemente anche in queste ore per montare i sensori sul ponte, fare tutto quanto serve. Il governo ha deciso di intraprendere la strada del commissario straordinario di governo per la demolizione e la ricostruzione, adesso spetta al governo dare delle risposte. Io sottolineo ancora una volta al governo che con grande laicità siamo pronti ad affrontare ogni discussione e ad accettare le scelte, purché queste scelte siano scelte che velocizzano e siano fatte nell'interesse di Genova, non siano fatte in interesse di qualsiasi altra politica, ancorché legittima. È stata fatta brillare in una cava dell'entroterra la polvere da sparo ritrovato questo pomeriggio in una cantina in via Parma a Chiavari. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un residuato bellico. Sul posto per buona parte del pomeriggio hanno operato gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco col supporto della polizia municipale chiavarese. Sul fatto è in corso un'indagine da parte degli uomini del commissariato di polizia chiavarese. Ha iniziato il suo servizio quest'oggi il nuovo comandante dei Carabinieri di Chiavari. È il maggiore Angelo Gerardi, 48 anni, nato a Roma ma cresciuto in Sardegna, che negli anni ha comandato la prima sezione del nucleo investigativo del comando provinciale di Messina. Subentra a Michele Lastella, che ha guidato la caserma chiavarese per 4 anni. Il prossimo anno il maggiore Angelo Gerardi sarà insignito del grado di tenente colonnello. Nel suo curriculum figurano 6 anni nella seconda sezione del nucleo investigativo di Frascati a Roma, un periodo nel nucleo operativo radiomobile di Rieti, 3 anni nel comando generale di Roma e un incarico di istruttore alla scuola Marescialli. Quest'oggi il nuovo comandante ha preso confidenza con la caserma chiavarese. Entro il 28 settembre prossimo devono essere presentate le domande per accedere ai progetti di servizio civile volontario. Tra le diverse possibilità, una viene offerta dalla cooperativa Il Sentiero di Arianna e dalle Casette Rosse di Sestri Levante. Sentiamo di che cosa si tratta nel servizio che segue. In cosa consiste? La cooperativa Il Sentiero di Arianna ricerca 2 ragazzi o ragazze under 30 per il servizio civile nazionale nel centro giovani Casette Rosse di Sestri Levante in via Primi. Le attività che i ragazzi andranno a svolgere sono attività ludiche di aggregazione con minori e giovani, quindi fino ai 30 anni, quindi dai bambini piccoli fino ai 30 anni, assistenza scolastica, quindi assistenza allo studio, laboratori di vario tipo, organizzazione di eventi, ma anche lavoro di back office e front office a supporto dei responsabili degli uffici dell'Informa Giovani. Quindi è un ambiente molto dinamico, molto giovanile, dove il candidato può mettersi in gioco anche con le proprie passioni. Qual è il senso e lo scopo di questa esperienza? Io credo che sia un anno importante per un po' mettersi in gioco, aiutando gli altri e anche cercando di scoprire un po' se stessi, quindi rivedersi un po' in un'ottica diversa, facendo qualcosa per gli altri ma anche costruendo qualcosa per se stessi, visto che comunque è un primo approccio anche al mondo del lavoro, insomma, quindi credo che sia importante. Ripetiamo la data dell'iscrizione e poi soprattutto come è possibile iscriversi. Allora, c'è tempo entro il 28 settembre alle ore 18, è possibile andare sul sito del consorzio TST, quindi www.consorziotst.it, oppure telefonando al numero 335 5252 434 per chiedere informazioni.
Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza nel cimitero centrale di Santa Margherita Ligure, interessato da una situazione di degrado e di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone. I lavori termineranno prima delle feste di novembre. Nella foto il sopralluogo del sindaco Paolo Donadoni. Intanto, mercoledì 26 si terrà il Consiglio Comunale, l'inizio alle ore 21, all'ordine del giorno la restituzione della delega al verde pubblico da parte della consigliera Pinamonti. La minoranza ha poi presentato 3 pratiche, un'interpellanza sulla locazione di un immobile di proprietà dei istituti da destinare a spogliatoio per la Polizia Municipale, un'interrogazione sulle cifre derivate dall'imposta di soggiorno e una mozione sui lavori alla sala espositiva Mestri e Mestè. Quali controlli e ispezioni sono stati eseguiti negli ultimi 5 anni a tutti i ponti alle coperture del torrente Gromolo di Sestri Levante? È il cuore dell'interrogazione di Marco Conti. Il consigliere di minoranza chiede alla Giunta anche la tipologia e l'importo speso in manutenzione e se tutti i ponti sono in possesso di collaudo statico. Passiamo ora alla cronaca. I carabinieri di Santa Margherita Ligure, durante un servizio di contrasto al fenomeno delle stragi del sabato sera, hanno denunciato un 64enne del posto e un milanese 34enne. Entrambi, controllati alla guida dai rispettivi veicoli, sono risultati positivi all'alcol test con valori di gran lunga superiori al limite consentito dalla legge. Patenti di guida ritirate e mezzi posti sotto sequestro. Flash mob in musica questo pomeriggio nel Parco Giochi Armando Arpe a Lavagna. L'associazione Franco Pucciarelli con tanto di strumenti musicali ha sorpreso le tante persone che erano presenti nel parco con un canto corale. Ad esibirsi i bimbi del piccolo coro Anna e Aldo Faldi insieme ad alcuni genitori. Il tutto per promuovere in modo originale e coinvolgente i propri corsi di musica che prenderanno ufficialmente il via il prossimo 7 ottobre con una merenda in musica nella sala Albino della Biblioteca di Lavagna. Quest'anno la scuola, che propone corsi per singoli strumenti di musica insieme a propedeutica musicale, sarà attiva anche negli spazi della Casa della Gioventù a Rapallo. Mercoledì 26 settembre al Santuario del Bambin Gesù di Praga ad Arenzano si terrà una cena di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alle missioni dei frati carmelitani in Centrafrica e all'associazione Genova con l'Africa. Alle 19:15 aperitivo con lo storico e scrittore Achille Lodovisi, alle 20:15 grigliata all'aperto nel Parco Pellegrini. Per prenotare potete contattare padre Davide Sollami al cellulare 347 89 71 121. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 25 settembre. È aperto il Museo Archeologico per la preistoria e la protostoria del Tigullio. I locali in via Costaguta 4 a Chiavari sono aperti dalle 9 alle 14. L'ingresso è gratuito. Il Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure ospiterà a partire da fine mese il corso di tango argentino per tutte le età. Previste 2 lezioni di prova gratuite, la prima domani, la seconda martedì 2 ottobre dalle 19:45 alle 21:30. Sono ancora aperte le mostre legate ai 30 anni della Scuola Chiavarese del Fumetto. Dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18 nella Torre Civica è visitabile l'esposizione I Maestri. Dalle 17 alle 19:30 nel foyer dell'Auditorium San Francesco si potranno ammirare le opere realizzate dai professionisti ex allievi della scuola. Con gli stessi orari, ma a Palazzo Rocca, mostra dei lavori prodotti in collaborazione con enti e istituzioni regionali. Infine prosegue la mostra Ricordiamo perché non accada più, promossa dall'Associazione Regionale ANFAS dell'Emilia Romagna e dall'Associazione Amici dell'ANFAS. È aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 a Villa Quairolo di Rapallo sino al 30 settembre. La scheda questa sera è stata letta dal nostro Maurizio Garreffa. Ora lo sport con il calcio, campionato di Serie D, un turno non semplice per le Tigulline impegnate nel girone A.
che rimediano un pareggio esterno e una sconfitta. La Lavagnese, ospite in casa dello Stresa Sportiva, passa in vantaggio al 40° del secondo tempo con una rete di Oneto, ma la prima vittoria stagionale sfuma quando al 50° del secondo tempo gli avversari si portano sul pareggio con Diave. L'1-1 risultato finale per i bianconeri, primo punto in classifica. Non va meglio ai cugini corsari, il Sestri Levante ospitava tra le mura domestiche il Borgosesia. A decidere il match una rete di Pedra Bissi al 32° del secondo tempo. 0 punti per il rosso-blu che nel prossimo turno di campionato saranno impegnati nel derby in casa con la Lavagnese. Appuntamento al Riboli di Lavagna domenica 30 settembre alle ore 15. Parliamo di bocce, parliamo di uno sport che coinvolge sempre più i giovani. A Cavi si è svolto un torneo che ha visto tanti ragazzini scendere in campo al fianco dei professionisti. L'obiettivo è di dare un futuro al loro entusiasmo. Noi eravamo presenti, vediamo. Le bocce si avvicinano sempre di più ai giovani. A livello locale c'è un nuovo slancio che coinvolge gli appassionati di questo sport. La storica bocciofila cavese di Lavagna sta allenando ad esempio una decina di ragazzini. Tra agosto e settembre poi sul campo di Cavi la società ha organizzato un torneo con squadre formate da professionisti e bambini. È una prima esperienza molto innovativa, quella di far giocare questi ragazzi under 15 insieme a dei giocatori professionisti, dei giocatori di Serie A che hanno una valenza a livello nazionale. Contiamo di avere prossimamente qualche bravo bambino, che tra l'altro ce ne sono alcuni che giocano veramente bene e promettono. 16 le squadre coinvolte, ciascuna composta da 3 atleti, un campione di Serie A, un professionista locale e appunto un ragazzino. A vincere il torneo la formazione è composta da Andrea Icardi, Antonello Solari e Paolo Ballabene. Al secondo posto la squadra formata da Matteo Ceffeo, Giacomo Musico e Marcello Gnecco. La Cavese mi ha chiesto di dare un supporto per tutti questi ragazzini che sono un po' di svariata età. Noi allenatori dobbiamo continuare a dare questo entusiasmo ed incentivarli per un domani insieme anche a questi campioni. Chissà, incrociamo le dita, che chissà che non venga fuori un qualcosa di buono, perché sono stati tanti anni dove la Liguria stravinceva e ha avuto dei grandissimi campioni. Ultimamente si è un po' seduta sugli allori e quindi la parte giovanile l'ha un po' tralasciata. Ci dobbiamo adesso un po' rimboccare le maniche, ma ripeto, con entusiasmo. La bocciofila cavese è nata nel 1973, ma questo sport si praticava da tempo su campi esistenti già alla fine degli anni 50. A distanza di decenni le bocce restano uno sport giovane. Fra quindi 4 anni faremo il 50° e faremo sicuramente una bella festa. 20 giocatori provenienti da tutta la Liguria hanno partecipato alla 4ª edizione del torneo da Cruge, Memorial Massimo Gendusa, torneo di Subbuto organizzato dal Club Cavalieri di San Giorgio Moneglia. Le partite si sono giocate sabato nel chiostro di Sant'Andrea di Moneglia. Si è aggiudicato il torneo Alessandro Nefi dei Cavalieri di San Giorgio, che si è classificato davanti a Cristiano Cordone dell'Old Subuteo Chiavari e a Domenico Tardone del Subuteo Club Savona. Nel corso del pomeriggio si è svolta la presentazione del libro Ritorno al Subuteo di Stefano Maestri, membro dei Cavalieri di San Giorgio, che ha visto la partecipazione di un folto pubblico. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento, come sempre, è rinnovato a domani alle ore 12:45 con il TG13. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente. Vi auguro una buona serata. Arrivederci.